Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palavienna di Selargius, anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile. In campo tra poco San Salvatore Selargius e Costa Masnaga, una sfida che vado a presentare in compagnia di Andrea Angozzi, vice allenatore di coach Fabrizio Staico, e di Fabrizio Ranieri, invece general manager di Costa Masnaga. Inizierei dalla formazione ospite. Arrivate a questa sfida dopo la vittoria importante contro Fassi Albino, ovviamente adesso insomma un pensierino ai playoff, alle zone che contano ce lo state facendo? Sì, è da gennaio che facciamo avanti e indietro, siamo come Penelope, costruiamo la tela e poi la distruggiamo, anche perché è stata un'annata veramente devastante dal punto di vista di infortuni. Difficilmente abbiamo schierato la stessa formazione 2 partite di fila. Speriamo che sia la volta buona, mi spiace per gli amici Selargius, però noi adesso non abbiamo più tempo, insomma, se vogliamo arrivarci dobbiamo vincere oggi, insomma. Vuole vincere, immagino, anche il San Salvatore che perde da 3 turni, però sono state affrontate, lo ricordiamo, le prime 3 della classe. Questa partita sulla carta ovviamente è più abbordabile, e allora con una di Gregorio in più è normale che si voglia tornare al successo. Sì, assolutamente, arriviamo dagli ultimi 10 giorni di allenamento che sono stati assolutamente buoni con il gruppo al completo, ed era una situazione che ci mancava da tanto. E quindi niente, speriamo anche noi di ricostruire la tela, prendo la sua metafora. Majorano, Ristic, tanto talento nella vostra squadra. Che campionato è stato? Allora possiamo un po' riavvolgere il nastro. È stato un campionato in cui le 10 che avevamo scelto non le abbiamo mai potute schierare, perché Scheppati si è fatta male il sabato mattina prima della prima partita con la Virtus Cagliari. E da lì è stato un continuo rincorrersi. Quando siamo stati troppo in difficoltà abbiamo aggiunto giocatrici, adesso appunto Ristic ed infine Alessandra Visconti, che voi conoscete bene, però è stato un continuo adeguare il tipo di gioco, quindi da un punto di vista tattico e tecnico è stata un'annata veramente complicata. Adesso speriamo di aver trovato degli equilibri nuovi e concreti, e vediamo di farci questa volata finale, insomma. Andrea Angozzi, si riparte dal secondo tempo contro Crema, immagino una partita che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché al cospetto della vice capolista insomma avete dimostrato di poter giocare quantomeno alla pari. Sì, assolutamente, però diciamo che ogni gara ha la sua storia, bisogna trovare nuove energie, speriamo di averle, pensiamo di averle, quindi che vinca il migliore. C'è un singolo su cui puntate maggiormente quest'oggi, qualcuna che si è segnalata magari in settimana per un'attitudine fisica o mentale migliore delle altre? Guarda, stiamo lavorando, siccome sappiamo di avere una squadra che ha molto talento, perché siamo consapevoli di avere una squadra estremamente talentuosa, non vogliamo puntare sulla singola, perché no faremo torto a qualcuna delle altre. Per cui quello che stiamo predicando negli ultimi 20 giorni, da quando si è fatta male Meroni eccetera, è proprio il coinvolgimento generale, che ognuna deve dare il massimo, non tanto in se stessa ma coinvolgendo le compagne. È quello che vogliamo fare. Punta sul collettivo, immagino anche il San Salvatore, però ti chiedo insomma da tecnico cosa ha portato l'innesto di Roberta Di Gregorio, giocatrice importante sugli esterni, cosa vi ha dato magari anche negli allenamenti nel corso della settimana. Immagino un nuovo arrivo porta anche entusiasmo molte volte. Sicuramente Roby ha portato nuovo entusiasmo, nuovi stimoli,
Sicuramente ne gioverà il collettivo, perché avere un cambio in più ci consente di avere dei minuti di qualità maggiori da tutte le altre, che era quello che giocavamo spesso in situazioni di affanno, e diciamo questo innesto, oltre alle qualità diciamo indiscutibili di Roby, ma porta senz'altro questo. Mancano poco più di 10 minuti all'inizio di questa partita. Io ringrazio e saluto i miei due ospiti, li lascio andare a raggiungere le rispettive squadre. Vi do appuntamento tra pochi minuti, allora ancora in diretta per San Salvatore Selaggius, Costa Masnaga. Get past the people, get past the hitman. Get on down now. I wanna get on the good foot. Good foot. I got to get on the good foot. Going down to the crib and let all hang out. Well, so people know what it's about. Going down to the crib and let it all hang out. Well, so people know what it's about. Where people give a sign and shake your hands and dancing to the music, James Brown band. They're dancing on the good foot. I got to get on the good foot. I got to do it on the good foot. Do it with your good foot. I said the long hair hippies and the afro blacks, they all get together across the tracks and they party. Oh, on the good foot. You know they dance on the good foot. Dance on the good foot. Ain't nothing going on but the rent done. A whole lot of bills and my money spent. And that's on my bad foot. You know my face is getting short and I got the blues. Ancora in diretta dal Palaviana di Selaggius, 11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile, in campo San Salvatore Selaggius e Costa Masnaga, una sfida che vado a raccontare in compagnia di Matteo Porcu, giornalista di sardegnasport.com, firma del basket in particolare. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio Roby. Allora andiamo ad analizzare un po' i temi di questa partita. San Salvatore e Costa Masnaga sono in una situazione molto simile di classifica. Il San Salvatore insegue 2 lunghezze di svantaggio rispetto a Costa Masnaga, 16 punti contro 18. San Salvatore determinato però a riscattarsi dopo 3 sconfitte consecutive. Costa Masnaga dalla sua arriva da un'importantissima vittoria contro Fassi Albino in trasferta, peraltro una vittoria che ha permesso di riscattare un passo falso interno piuttosto bruciante contro Castelnuovo Scrivi, e dunque Costa Masnaga, che a detta del suo tecnico Gabriele Pirola quest'oggi arriva a Selaggius col preciso intento di vincere per chiudere definitivamente i discorsi che riguardano la salvezza, ma Costa Masnaga, come ben sappiamo, insomma, guarda e come ai playoff. Intanto la partita è iniziata, sfortunata qui Ana Ljubenovic, che è partita in quintetto per il San Salvatore Selaggius assieme a Giorgia Manfre, Ada De Pasquale, Anna Lussu e la numero 14 nuova arrivata Roberta Di Gregorio in casa San Salvatore Selaggius. Parleremo più avanti anche di lei. Siamo in debito dello starting 5 di Costa Masnaga, che è sceso sul parquet con Ristic, con la numero 12 Mistò, con la numero 23 si tratta di Alessandra Visconti, ex di Giornata, ex Cuscagliari, però anche Maiorano, che completa lo starting 5 di Costa Masnaga con la numero 24 Francesca Pozzi. Un altro tiro sbagliato dall'altra parte, stavolta da parte di Mistò per Costa Masnaga. San Salvatore ancora in attacco, stavolta con Anna Lussu, riesce a trovare in qualche modo Ada De Pasquale, allora si torna in punta con Ljubenovic, accoppiata con Pozzi, il passaggio consegnato proprio per Di Gregorio, che cerca lo spazio per il passaggio in post basso ad Ana Ljubenovic, ma capisce tutto la numero 24, si tratta di Francesca Pozzi, poi contropiede sprecato da Costa Masnaga con la ricezione difettosa di Mistò. Intanto Matteo, abbiamo già visto un tema tattico che può essere importante nel corso di questa partita, ovvero Costa Masnaga molto determinata a impedire la ricezione in post basso di Ljubenovic. Proprio così, le due squadre stanno proponendo un gioco molto intenso, a volte conclusioni un po' affrettate, la fretta, si sa, in questi casi non aiuta, specialmente sotto canestro. Ana Ljubenovic, che è una delle migliori giocatrici di questo campionato dal punto di vista
della produzione offensiva viaggia a doppia di media in termini ovviamente di punti e rimbalzi. Intanto Roberta Di Gregorio è andata a prendersi il fallo e va a sbloccare finalmente questa partita quando mancano 8 minuti e 26 secondi al termine del primo quarto. Libero assegno per Roberta Di Gregorio, arrivata 2 settimane fa in casa San Salvatore Selargius, 2-2 dalla lunetta per lei. Vantaggio dunque per le giallonere che difendono a zona, Matteo. Eh sì, una zona 2-3, probabilmente temono il gioco nel pitturato della Costa Masnaga. Vediamo la conclusione da 3 che non va di Majorano. Invitata al tiro da fuori Costa Masnaga, prima con Majorano poi con Ristic. Arrivano 2 errori, ma c'è il rimbalzo da sotto da parte di Misto. Allora extra possesso per Costa Masnaga, altra tripla aperta stavolta per Pozzi, il pallone che scheggia a malapena il ferro e poi si spegne oltre la linea di fondo. Nulla di fatto per questo attacco di Costa Masnaga. Allora altro dettaglio tecnico interessante con la zona schierata da coach Fabrizio Staico, tecnico del San Salvatore Selargius, che prova così a mettere in difficoltà Costa Masnaga. Attacca dall'altra parte Roberta Di Gregorio, subito molto positiva con 15 punti all'esordio contro Broni. Qui trova la linea di fondo, va a segno con altri 2 punti, 4-0 San Salvatore. Tutti i punti della compagine Selargina sono stati realizzati proprio da Roberta Di Gregorio. Intanto prova a rispondere Costa Masnaga, arresto il tiro sbagliato da Misto. Allora contropiede a tutta velocità, testa bassa per Anna Lusso, il passaggio in un angolo per De Pasquale, secondo ferro per lei, rimbalzo da parte di Majorano. Allora prova a rispondere Costa Masnaga con Ristic, arresto e tiro con spazio, non sbaglia stavolta la giocatrice slovena, che è arrivata anche lei a stagione in corso a rinforzare le fila di Costa Masnaga, giocatrice classe 1984 che sta viaggiando a, dettaglio importante anche questo, 4,9 palle perse di media partita, la prima del campionato di Serie A2, ma per lei ci sono anche 3,9 assist di media e una produzione offensiva importante con 12 punti di media. Intanto seguiamo l'attacco di Costa Masnaga, spalle a canestro c'è l'ex di giornata, ovvero Alessandra Visconti, che poi pensa per un attimo al tiro, taglia dentro, era libera, non viene servita da Majorano, viene servita solamente in un secondo momento. Arriva però l'errore da sotto da parte di Visconti, che poi va a lottare sul pallone vagante con Anna Lusso. L'ultimo tocco secondo la coppia arbitrale è il suo e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il San Salvatore. Primo cambio della partita per coach Gabriele Pirola, esce Masha Majorano, giocatrice come detto ex Cuscagliere, fa il suo primo ingresso in partita Sara Canova, giocatrice anche lei molto interessante con un passato importante anche in Serie A1, tra l'altro la grande artefice della vittoria sul campo di Fassi Albino con 17 punti personali. Intanto si fa sentire sotto canestro Ana Ljubenovic, altri 2 punti per lei a spingere sul +4 il San Salvatore Selargius. Ora 6-2 il punteggio, 6 minuti al termine del primo quarto, mentre attacca Catarina Ristic, il passaggio in direzione di Pozzi che cerca il varco per la penetrazione, difende molto bene su di lei Giorgia Manfrè, che probabilmente però secondo la coppia arbitrale poi va a usare un po' troppo le braccia. Matteo, sei d'accordo? Sì, intanto in attacco abbiamo visto il gioco imposto da Ljubenovic, indomabile in quella posizione, può essere una delle chiavi della partita. E la teme, immagino, coach Gabriele Pirola, che sta studiando insomma degli adeguamenti difensivi particolari ogni qualvolta Ana Ljubenovic va a prendere posizione vicino a canestro. Stavolta Ljubenovic conduce addirittura il contropiede, il pallone poi all'indirizzo di Anna Lusso, il taglio di Manfrè, anche lei può giocare spalle a canestro, può giocarci molto bene come dimostra in questo caso. Altri 2 punti per la lunga di casa San Salvatore Selargius, arrivata nel corso di questa stagione protagonista di un rendimento anche lei molto importante. 5 minuti e mezzo allo scadere del primo quarto. Qui Pozzi trova il corridoio per la penetrazione, errore banale da sotto però con la mano sinistra per Pozzi. L'ultimo tocco al rimbalzo secondo gli arbitri è di Ljubenovic e dunque rimessa dal fondo per Costa Masnaga con coach Gabriele Pirola, che provvede anche a un altro cambio. Esce Misto ed entra con il numero 10 Del Pero. Rimesso in gioco il pallone, consegnato per Ristic, accoppiata con De Pasquale, prende il tiro da 3 punti, Ristic sbaglia, rimbalzo controllato da Di Gregorio, che poi conduce rapidamente l'azione offensiva, si arresta, accoppiata stavolta con la numero 9 Canova. Il pallone è recuperato, il contropiede da parte di Costa Masnaga con Canova subito dentro da Del Pero. L'ultimo tocco è proprio di Beatrice Del Pero, che fu una delle protagoniste molto importanti nella partita d'andata con
ben 16 punti mandati a segno, fu la seconda miglior marcatrice di Costa Masnaga dopo Majorano che invece ne realizzò 18. In quel caso Costa Masnaga era il 13 dicembre, vinse sul San Salvatore col punteggio di 83-68 nonostante i 23 punti con 15 rimbalzi di Ana Ljubenovic, che a giudicare da quest'altra azione offensiva, no Matteo, ha iniziato molto bene ed è in striscia per un'altra doppia, sarebbe l'ennesima della sua stagione. Eh sì, la difesa non ci sta capendo granché in quella zona del campo, infatti il time out di coach Gabriele Pirola arriva immediatamente. Time out Pirola per sistemare, immaginiamo, la difesa proprio su Ana Ljubenovic. Acque calme invece in casa San Salvatore. Time out in corso, noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa. Si torna a giocare al Palaviana di Selargius, 10-2 il punteggio in favore di un ottimo San Salvatore che in questo avvio si è affidato molto alle sue lunghe, ha avuto ragione Ljubenovic in particolare, mattatrice, gran protagonista, questo vantaggio di 8 lunghezze per la compagine di casa che ora manda in contropiede, campo aperto, sbaglia però Ada De Pasquale, sarebbe stato il canestro del +10 per il San Salvatore Selargius. Dall'altra parte Del Pero ha lo spazio per la tripla, la rifiuta però allora Majorano, che nel frattempo è tornata sul parquet, cerca la penetrazione da sinistra, non trova lo spazio, palla per un altro nuovo ingresso in casa Costa Masnaga, si tratta di Longoni e poi la tripla la prende e la manda a segno Del Pero, anzi tiro da 2 punti per Del Pero come segnalato ora sul tabellone. 10-4 il punteggio, attacca il San Salvatore, si va come sempre da Ana Ljubenovic, c'è fallo di Pozzi che va a protestare all'indirizzo degli arbitri. Fallo personale, dovrebbe essere il primo della partita di Pozzi, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il San Salvatore. 2 falli di squadra per Costa Masnaga, uno solo per il San Salvatore. Ada De Pasquale è pronta a eseguire la rimessa in gioco, si smarca Di Gregorio, riceve in questo momento ma c'è l'anticipo da parte di Pozzi, nuova rimessa stavolta dal lato in favore della formazione allenata da coach Fabrizio Staico. Ada De Pasquale a rimettere in gioco per il San Salvatore, riceve ora Anna Lussu, il palleggio insistito da parte di Anna Lussu, il passaggio dentro a cercare Manfrè, ottimo il ribaltamento di lato per Di Gregorio, ha lo spazio lungo la linea di fondo, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo da parte di Majorano, prova a ripartire in velocità Costa Masnaga ora con Pozzi provava a cercare Canova in post, qui gran taglio da parte di Del Pero e altri 2 punti per Costa Masnaga che sembra, Matteo, uscita discretamente bene dal time out. Nell'ultima azione sono addirittura passati a zona per contrastare il gioco imposto delle lunghe del San Salvatore e ha funzionato, abbiamo visto che San Salvatore non ha trovato il canestro. Altra ricezione profonda di Ljubenovic che poi apre in direzione di Anna Lussu, a segno con il tiro che dovrebbe essere da 3 punti, vedremo l'indicazione, no, anche qui 2 punti per il San Salvatore Selargius che comunque doppia Costa Masnaga sul punteggio di 12-6. Linea di fondo da parte di Majorano, c'è sola sotto canestro Del Pero, ma prima c'era stata l'infrazione di passi da parte di Masha Majorano. Altro cambio per Costa Masnaga, sul parquet c'è la numero 23, si tratta di Alessandra Visconti che era partita in quintetto, ex di giornata come abbiamo detto in precedenza, tra l'altro ex Cuscagliari, anche lei è uscita la numero 12, si tratta di misto, anzi uscita Pozzi per Costa Masnaga. Dall'altra parte primo cambio anche per il San Salvatore con l'ingresso in campo di Michela Laccorte. Tanto abbiamo assistito a un altro canestro lungo la linea di fondo, letale davvero il San Salvatore, risponde da 3 punti stavolta Masha Majorano, canestro del 14-9, meno 5 dunque per Costa Masnaga che è uscita bene come abbiamo detto in precedenza dal time out, ora prova a riagganciare il San Salvatore che si affida alla regia di Michela Laccorte, il pallone lungo la sinistra per Di Gregorio che si prende una tripla forse un po' forzata, la sbaglia Roberta Di Gregorio. Allora dall'altra parte Costa Masnaga sotto canestro con Visconti che sbaglia, però ancora un altro errore per Alessandra Visconti. L'ultimo tocco a rimbalzo è stato di una giocatrice di Costa Masnaga, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il San Salvatore. 2 minuti e 4 secondi al termine del primo quarto, più 5 San Salvatore Selargius sul punteggio
di 14-9 qui al Palaviana di Selagius. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta a raccontare anche agli amici di Costa Masnaga questa partita molto importante e valida come anticipo dell'11° turno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Intanto continua a pagare dividendi la difesa di coach Gabriele Pirola. Altra palla persa dal San Salvatore Selagius, e Costa Masnaga che si porta in attacco, rischia la palla persa però Del Pero, va a lottare sul pallone Majorano, glielo strappa via dalle mani Ljubenovic. Allora contropiede del San Salvatore Di Gregorio, prova a servire il taglio di Manfred, l'ultimo tocco è stato proprio della giocatrice in canotta numero 15 del San Salvatore, dunque rimessa dal fondo per Costa Masnaga. C'è un fischio arbitrale, altro cambio, esce Del Pero, torna sul parquet Ristic. Davvero tantissimi cambi per Costa Masnaga, che ha una rotazione abbastanza lunga nonostante gli infortuni. Un altro tema insomma sembra essere questo, cioè coach Gabriele Pirola prova a sfruttare tutta la panchina a sua disposizione. Sì, tantissimi cambi, soprattutto nella fase iniziale quando non riusciva a quadrare il cerchio il coach Gabriele Pirola. Spesso abbiamo visto che sta avvenendo molto la difesa e nelle ultime 2 azioni Giorgia Manfred si è dimostrata poco reattiva in ricezione. È reattiva e come invece Ana Ljubenovic, canestro con fallo, 16-9 il punteggio, 1 minuto e 9 secondi al termine del primo quarto qui al Palaviana di Selagius. Viaggio in lunetta per Ana Ljubenovic. Allora andiamo a dare un'occhiata alle statistiche della Lega Basket femminile, che però sono in forte ritardo purtroppo. Allora andremo a dare un'occhiata più avanti. Infatti troviamo Ljubenovic a 4 punti, direi Matteo che ne ha segnati molti di più, vedremo se verranno aggiornate. Allora più avanti le statistiche, intanto arresto il tiro vincente da parte di Katarina Ristic, che prova a dare uno scossone alla partita per Costa Masnaga, ancora sotto di 5 lunghezze sul punteggio di 16-11, ancora a zona Costa Masnaga. 3-2, errore da 3 punti per il San Salvatore, sfidato al tiro il passaggio di Manfred intercettato, ma lotta sul pallone Laccorte che poi porge un assist d'oro proprio per Giorgia Manfred, che non può esimersi dal realizzare il layup che vale il più 7. San Salvatore ora sul punteggio di 18-11, ribaltamento di lato stavolta per Canova, l'uso del braccio esterno non punito dagli arbitri però per Canova, una tabellata col tiro dalla media distanza, parte in contropiede di Gregorio che poi è costretto ad arrestarsi e ad attendere l'arrivo delle compagne in zona offensiva. Lo scambio con Manfred, ora l'arresto cercato in un angolo, Laccorte da 3 punti a segno, canestro importantissimo per Michela Laccorte che allunga ancora quasi allo scadere del primo quarto il punteggio, che dovrebbe essere di 21-11 in favore del San Salvatore Selagius. Viene aggiornato proprio in questo momento il tabellone, più 10 allora San Salvatore dopo i primi 10 minuti qui al Palaviana di Selagius. È terminato il primo quarto, dunque ci andiamo a prendere una piccola pausa. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palaviana di Selagius. Longoni, Ristic, Majorano, Canova e Visconti in campo per Costa Masnaga. Laccorte, Lussu, Manfred, Ljubenovic e Di Gregorio invece per il San Salvatore Selagius. Intanto andiamo a dare un'occhiata alle statistiche dopo i primi 10 minuti di gioco. Intanto tripla da distanza siderale, come si dice in questi casi, di Katarina Ristic, il pallone sul primo ferro. Dicevamo le statistiche: Ana Ljubenovic miglior realizzatrice dopo i primi 10 minuti di gioco con 6 punti, alle sue spalle Ada De Pasquale Anna Lussu con 4, Roberta Di Gregorio con 4 e anche Giorgia Manfred con 4. Intanto è arrivato un altro canestro da 3 punti ancora di Michela Laccorte, davvero scatenata dalla lunga distanza, e allora diventa lei la miglior realizzatrice del San Salvatore assieme a Ljubenovic, ovviamente con 6 punti a referto. Dall'altra parte sono 4 a testa per Ristic e Del Pero, 3 invece per Francesca Pozzi. È arrivato un fischio arbitrale, si riprenderà con una rimessa dal fondo per Costa Masnaga che manda Ristic a eseguire la rimessa in gioco. Ristic che ha servito Longoni, poi fuori da Canova, la circolazione perimetrale per Ristic, il taglio dentro ben eseguito da parte di Longoni, va a cercare il pallone Lussu quasi vicina al recupero, poi il pallone fuori per Majorano, c'è il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Ana Ljubenovic e altra rimessa in attacco allora per Costa Masnaga. 9 minuti e 5 secondi all'intervallo lungo
più 13 San Salvatore Selaggius, massimo vantaggio della partita per le ragazze di coach Fabrizio Staico, che dopo essersi affidate tanto al gioco interno nel corso del primo quarto stanno scappando via in questa fase della partita grazie alle triple, e in particolare alle triple mandate a segno da Michela Laccorte. È arrivata però la risposta di Costa Masnaga, primo canestro del secondo quarto da sotto il punteggio. Ora vede le ragazze di coach Pirola sotto di 11 lunghezze, altra tripla stavolta per Anna Lusu, che non viene però premiata dalla fortuna. Dall'altra parte a tutta velocità Ristic, lo scarico all'ultimo momento per Majorano, si sente in fiducia da 3 punti, sbaglia però Majorano. Allora la penetrazione bruciante da parte di Canova, che attacca con cattiveria il ferro e ne viene fuori con un buon fallo fischiato a Michela Laccorte, che non è d'accordo, per usare un eufemismo, con la decisione arbitrale. Intanto Canova è già pronta in lunetta con 2 tiri liberi, continua a protestare Michela Laccorte. Canova, dicevamo, con 2 liberi. Riepiloghiamo, Matteo, anche quelli che saranno poi i prossimi impegni delle due squadre dopo questa partita. San Salvatore che sarà di scena sul parquet di Fassi Alpino, invece Costa Masnaga che dovrà andare a Villafranca di Verona sul parquet della Ecodent Point. Dunque entrambe le formazioni alle prese con sfide difficili nel prossimo turno in programma questo weekend. Altro cambio per coach Gabriele Pirola, richiamata in panchina Canova a segno con 2 su 2 dalla lunetta, e sul parquet è tornata con il numero 24 Pozzi. Intanto attacca il San Salvatore Selaggius proprio con Anna Lussu, il pallone per Michela Laccorte. Ora Ljubenovic in punta, prova a prendere posizione Manfred, che però sbaglia il layup con la mano sinistra. Dall'altra parte velocissima come sempre Ristic, trova l'equilibrio ma sbaglia Visconti, che era riuscita a non commettere infrazione di passi. Non è mai facile per un lungo con la ricezione in movimento. Dall'altra parte si mette in proprio Michela Laccorte, anche per lei arriva un errore. Allora si prosegue con questa fase di contropiedi, botta e risposta da una parte e dall'altra. Risolve Caterina Ristic con un altro arresto e tiro vincente che vale il 24-17. Dunque meno 7 per Costa Masnaga, che ora deve difendere il pallone per Ljubenovic, alto basso con Manfred, che stavolta non può ricevere. Il San Salvatore che sta provando a innescare ancora il gioco delle sue 2 lunghe, Ljubenovic e Manfred, però all'inizio di questo secondo quarto i risultati non sembrano essere granché, Matteo, tant'è che coach Fabrizio Staico decide di chiamare time out. Sì, Costa Masnaga è anche ripassato con la difesa uomo, quindi ha visto il buon momento oltre l'arco delle Selargine coach Giorgio Pirola, quindi è passato di nuovo alla difesa individuale. Finora mossa azzeccata. Time out in campo e nuova piccola pausa per noi. Si torna a giocare al Palaviena di Selaggius dopo il time out chiamato da coach Fabrizio Staico. Il possesso per Costa Masnaga con Caterina Ristic accoppiata con Michela Laccorte, il pallone lungo il perimetro con Pozzi che poi va a bloccare per l'arresto e tiro di Majorano. Sbaglia Majorano, rimbalzo di Ristic che sbaglia poi a sua volta la giocatrice slovena. Allora il rimbalzo è appannaggio di Roberta Di Gregorio, che porta il pallone in zona offensiva, attende l'arrivo di Ljubenovic che poi taglia dentro per il pick and roll, corridoio buono di penetrazione sulla sinistra per Roberta Di Gregorio, che va a prendere il fallo della difesa, fallo in particolare commesso da Francesca Pozzi, e 2 liberi per Roberta Di Gregorio. Abbiamo detto giocatrice arrivata in corso d'opera al San Salvatore Selaggius, in particolare 2 settimane fa, un giorno dopo solamente il suo arrivo, quindi un allenamento scarso per lei. È stata mandata subito in campo da coach Fabrizio Staico nella partita difficilissima contro Broni, e ha risposto presente Roberta Di Gregorio con 15 punti subito a referto contro la squadra che poi questa domenica è andata addirittura a vincere la Coppa Italia di categoria, battendo in finale la Spezia. Intanto Ristic in un angolo per Longoni, tripla con spazio per Longoni e un airball però per lei. Allora dall'altra parte ancora Roberta Di Gregorio, stavolta è evidente, direi non ci sono discussioni, il fallo di Caterina Ristic, che non voleva concedere altri 2 punti facili a Roberta Di Gregorio, punteggio di 26-17. Mentre c'è un altro cambio, esce una più che positiva Michela Laccorte e torna sul parquet con la canota numero 5 del San Salvatore Selaggius, Ada De Pasquale. La rimessa in gioco, lo smarcamento di Anna Lussu, che poi riceve il pallone, attende l'uscita dei blocchi di Roberta Di Gregorio, che va in regia ancora per il San Salvatore. Il palleggio di Di Gregorio ora accoppiata con Majorano, il blocco
ancora il pallone per Di Gregorio, cercata poi sotto canestro Manfredi, l'intercetto però da parte di Majorano e contropiede da parte di Costa Masnaga, il pallone per Longoni, attende l'arrivo ancora di Majorano, ancora una tripla, ancora un errore però da parte dell'ex giocatrice del Cuscagliari, rimpalzo forte di Ana Ljubenovic, arriva qualche manata di troppo sulle sue braccia e fallo puntuale chiamato dalla coppia arbitrale, altro cambio per coach Pirola, torna sul parquet la numero 12, si tratta di misto ed è uscita, se non ho visto male, Longoni, esce anche Majorano, torna sul parquet Canova per Costa Masnaga che ora va ad allungare la difesa per cercare di rosicchiare qualche secondo l'attacco del San Salvatore Selaggius, che riesce comunque a portare il pallone in zona offensiva senza troppi patemi. Ora 13 secondi però per il tiro di Anna Lussu, il pallone in punta per Manfredi, si deve affrettare il San Salvatore nel cercare una soluzione, va con la soluzione personale Ada De Pasquale, arresto il tiro sbagliato, rimbalzo da parte di Visconti e poi il contropiede di Ristic, prova a sfidare tutta la difesa del San Salvatore, viene premiata dal fischio arbitrale, fallo di Ada De Pasquale, la spinta secondo gli arbitri della giocatrice del San Salvatore e dunque liberi anche per Katarina Ristic, giocatrice classe 1984, fino a questo momento a segno con 6 punti, 3 su 4 da 2, 0 su 2 da 3 per lei, con 4 rimbalzi totali, primo libero a segno, e dunque sono 7 ora i punti di Katarina Ristic, che avrà un'altra possibilità a cronometro fermo. 5:52 al termine del secondo quarto, scusate, 2 su 2 intanto per Ristic, allora 8 punti personali, 26-19 più 7 per il San Salvatore Selaggius, che si riporta ora in zona d'attacco con Anna Lussu, accoppiata proprio con Misto, prova a smarcarsi De Pasquale, è forte però la difesa di Ristic, allora in un angolo di Gregorio, carica per la tripla sbagliata, pallone che fa dentro fuori, dall'altra parte ancora Ristic, l'intercetto ma solo per un attimo da parte di Manfredi, che poi va a difendere su Visconti, il passaggio per Ristic, taglia dentro Visconti, non viene servita, c'è la tripla di Canova, a segno da 3 punti sarà Canova, e allora si riavvicina Costa Masnaga ora sul meno 4, 26-22 il punteggio, 5 minuti e 10 all'intervallo lungo, attacca Anna Lussu, momento di piccolo appannamento per il San Salvatore, che deve cercare di trovare punti veloci con Roberta Di Gregorio, fischio lontano dalla palla a sanzionare la difesa, se non ho visto male Matteo, probabilmente Visconti ha sbracciato un pochino troppo nel duello fisico con Manfredi, fallo della difesa, dunque cambio ancora per coach Pirola, torna sul parquet Del Pero ed esce Pozzi, torna anche Majorano dopo questo mini riposo ed è uscita con il 23 Visconti, rimessa dal lato per il San Salvatore Selaggius con Ada De Pasquale che va a servire Anna Lussu, la ricezione del capitano del San Salvatore Selaggius, che poi va a servire a sua volta Roberta Di Gregorio, spalle a canestro ancora Manfredi, il taglio di De Pasquale improvviso lungo la linea di fondo, arriva l'intercetto da parte della difesa, poi Del Pero in contropiede, fermata dal fallo di Ana Ljubenovic, che non è d'accordo anche lei con la chiamata arbitrale, fallo di Ana Ljubenovic, se non sbaglio Matteo il secondo della sua partita, vediamo la paletta alzata dagli ufficiali di campo, e così secondo fallo personale da parte di Ana Ljubenovic, che si deve ora amministrare da questo punto di vista. Del Pero è già pronta in lunetta, sbaglia però il primo tiro a cronometro fermo. Quinto fallo di squadra è il quinto fallo di squadra per San Salvatore Selaggius. Hai fatto bene a far notare questo dettaglio, che tanto dettaglio non è, anzi è una cosa molto importante, soprattutto a 4 minuti e 48 dal termine del quarto. Quinto fallo di squadra dunque per il San Salvatore. Da questo momento in poi Costa Masnaga potrà andare a tirare, Costa Masnaga che però dal prossimo fallo avrà esaurito anche lei il bonus, con 4 falli di squadra in questo momento. Qui rischia Ljubenovic con Majorano che aveva tentato di prendere lo sfondamento, fischio arbitrale a indicare la rimessa dal lato ancora per il San Salvatore, il taglio non servito da parte di Lussu, riceve invece in punta Michaela Daccorte, che nel frattempo è stata rimandata in campo da coach Fabrizio Staico. Ora la penetrazione centrale di Di Gregorio, gran canestro stavolta da parte di Di Gregorio, gran canestro, conclusione rovesciata che va a segno. Intanto faccio notare come coach Giorgio Pirola abbia abbassato il quintetto proponendo una difesa molto allungata.
Recupera palla però il San Salvatore con Michela Laccorte che riesce a servire Anna Lussu, difesa allungata di Costa Masnaga con Lussu che riesce comunque a venire fuori dalla pressione con grandi capacità dal punto di vista del palleggio. Poi si torna in punta da Di Gregorio che vuole ragionare, 6 secondi per il tiro del San Salvatore, il palleggio di Di Gregorio che poi prende la tripla e la sbaglia. Il rimbalzo di Ristic ancora per Costa Masnaga e poi il tiro di Canova che però sbaglia da sotto. Allora rimbalzo di Ljubenovic, si torna dall'altra parte, partita caratterizzata da questi continui break, queste continue transizioni da una parte e dall'altra, non c'è un attimo di sosta. Ora De Pasquale in punta, l'incitamento del pubblico del Palavian, il giro sul perno da parte di De Pasquale, la palla dentro poi per Ljubenovic, raddoppiata Ljubenovic, trova comunque il semigancio di vincente Ana Ljubenovic che torna così a segnare e permette al San Salvatore di tornare sul +7, 30-23 ora il punteggio. È chiaro che San Salvatore proprio in questa fase deve sfruttare i suoi lunghi, è una difesa molto leggera, tra virgolette, quella di Costa Masnaga. Doppio palleggio per Canova che aveva già messo palla per terra secondo gli arbitri. E cambio intanto per coach Fabrizio Staico, richiamata in panchina Anna Lussu, molto brava in questa fase in cui Costa Masnaga è andata ad allungare la difesa, a mettere pressioni sulle portatrici di palla. Sul parquet c'è Palmas con la canotta numero 11. Intanto in regia ora per il San Salvatore Michela Laccorte che chiama lo schema a testa, serve proprio la nuova entrata Laura Palmas, raccoglie il palleggio Laura Palmas e poi serve De Pasquale qui. Ricezione profonda tentata da Ljubenovic, si aggrappa alla sua maglietta la diretta marcatrice, si trattava di Ristic se non ho visto male, È stata Belpero. Del Pero invece, come giustamente mi fa notare Matteo Porcu, per Costa Masnaga. Quinto fallo di squadra anche per Costa Masnaga, si andrà allora a tirare anche con Ana Ljubenovic, 30-23 il punteggio, 2:54 al termine del secondo quarto, time out in campo e altra pausa per noi. Terminato il time out, allora liberi per Ana Ljubenovic. Otto punti fino a questo momento per lei, 4 su 6 da 2, ora sono 9 con anche 5 rimbalzi, direi che è assolutamente in media per un'altra doppia. Ana Ljubenovic che fa 2 su 2 e dunque porta a 10 i suoi punti segnati, esce subito per far posto a Giorgia Manfrè, staffetta tra le lunghe con Ljubenovic che esce, dunque va a prendersi un po' di riposo coach Fabrizio Staico, le dà il 5. Costa Masnaga intanto in attacco dall'altra parte con Canova, la difesa di Michela Laccorte, poi fuori da Majorano, la partenza in palleggio di Majorano, serve ancora Caterina Ristic, il palleggio, c'è il mismatch con Manfreda, fa secca dal palleggio Ristic che poi va a segno anche con un po' di fortuna, il suo piazzato dalla media viene bevuto dal ferro, 32-25, sempre +7 San Salvatore ora con Di Gregorio a lavorare dal palleggio, accoppiata con Canova, arriva il blocco di Manfrè che poi taglia dentro, non viene servita. Palmas ora per Manfrè, l'ultimo tocco però il suo, non è riuscita a controllare il pallone la giocatrice del San Salvatore e dunque Costa Masnaga che si riporta in attacco con Ristic, miglior marcatrice per Costa Masnaga fino a questo momento con 8 punti, e lei che sta tenendo un po' in vita le speranze di Costa Masnaga nel corso di questo primo tempo. Qui c'è il fallo evidente su Canova che cercava lo spazio per il tiro dal cuore dell'area, fermata fallosamente dalla difesa del San Salvatore Selargius e dunque liberi anche per Canova, giocatrice ex Irene Ragusa, e la Spezia sta viaggiando a 12 punti di media nel corso di questa stagione, è pronta con il primo libero che va a segno dopo qualche patema, 32-26 ora il punteggio, dunque prova a rosicchiare qualche punto a Costa Masnaga nel finale di secondo quarto, 2 su 2 per Canova, allora 32-27 meno 5 ora per le ragazze allenate da coach Pirola. Torna in attacco il San Salvatore Selargius, finisce a terra Del Pero, il fallo è stato commesso dall'attacco e in particolare da Giorgia Manfrè che ha sbracciato un pochino troppo nel tentativo di prendere posizione. Il fallo di Manfrè, abbiamo sentito un altro fischio, abbiamo temuto per un istante un fallo tecnico che però non è arrivato. Manfrè, dicevo Matteo, si è fatta magari ingolosire dal mismatch con Del Pero ed è andata a usare un pochino troppo le braccia per prendere posizione. Proprio così, è stata una bella lotta, è stato canestro, gli arbitri si sono accorti della sbracciata di Manfrè e hanno chiamato prontamente il fallo. Intanto rientrata per
Costa Masnaga, Visconti per rafforzare il reparto lunghi di Costa Masnaga. Uniformità di giudizio intanto in campo, perché è andata a sbracciare anche Canova dall'altra parte e anche lei viene sanzionata con il fallo personale, il primo della sua partita. Intanto le proteste di Michela Laccorte, che si lamentava forse per qualche gomito alzato di troppo da parte della sua diretta avversaria. A cambio per coach Fabrizio Staico esce Di Gregorio, positiva anche quest'oggi, torna sul parquet Anna Lussu, che va a ricevere questo pallone. C'è subito una trappola tesa su di lei, ma riesce a venirne fuori molto bene ancora una volta Anna Lussu. Fondamentale la sua esperienza, poi il piazzato dall'angolo sbagliato da parte di Giorgia Manfrè sarebbe stato importante. 1 minuto e 30 al termine del secondo quarto. Attacca Caterina Ristic, che prova lo spazio per la penetrazione, si torna fuori da Canova che ha lo spazio per la tripla, la sbaglia però Te Pauta, rimbalzo ancora di Ristic, finisce però il pallone nelle mani di Michela Laccorte, catapultato dall'altra parte del campo. Uno strano giro sul perno, poi l'errore con la mano sinistra per Michela Laccorte, che sbaglia, dunque non riesce a capitalizzare questo contropiede. Ristic decide ora di rallentare un pochino il ritmo delle operazioni, ha chiamato lo schema pugno per Costa Masnaga. Ora la penetrazione con la mano destra, cercava uno scarico per Visconti, uno scarico che però è impreciso. Qui l'intercetto con il piede da parte di Mistò, se non ho visto male, sì, si tratta proprio della numero 12 di Costa Masnaga. Intercetto con un piede secondo gli arbitri, in particolare secondo il signor Morassutti. Dunque rimessa dal lato per il San Salvatore. Esce Ristic, qualche problema a un occhio per lei, torna sul parquet Longoni con la canota numero 5 di Costa Masnaga, rimessa dal lato per il San Salvatore con Ada De Pasquale a eseguire la rimessa. Ancora la pressione furiosa su Anna Lussu, le vuole impedire la ricezione. Costa Masnaga si gioca in un angolo con il pick and roll tra Manfrè e Majorano, è arrivata addirittura la trattenuta sulla maglia per Majorano su Manfrè, fallo proprio di Majorano. Matteo, la battaglia tra le lunghe si sta facendo molto intensa dal punto di vista fisico, addirittura le trattenute di maglia adesso. Eh sì, farlo molto evidente. Manfrè può andare in lunetta. Intanto è una sfida quasi scacchistica tra i due allenatori. Abbiamo visto che Staico ha abbassato di nuovo il suo quintetto e è ripassato a zona in difesa. È arrivato il canestro con il secondo libero da parte di Giorgia Manfrè, 33-27 più 6 San Salvatore, 40 secondi al termine di questo primo tempo al Palaviana di Selargius. Visconti, il tiro in allontanamento è sbagliato, gran rimbalzo qui da parte di Manfrè con il passaggio poi d'apertura per De Pasquale che vuole ragionare, attende l'arrivo delle compagne, serve in punta Palmas che fa circolare sulla sinistra dove c'è Michela Laccorte, arriva la ricezione spalle a canestro di Manfrè, ancora contro Visconti, la stoppata di Visconti, il pallone che torna nelle mani di Manfrè che però poi sbaglia un'altra volta. Ci sono ancora 14 secondi da giocare. Costa Masnaga prova a chiudere in attacco questo secondo quarto con Majorano, dall'alto della sua esperienza vuole ragionare, il passaggio consegnato di Visconti ancora per Majorano, accoppiata con Anna Lussu, arriva il blocco di Visconti, riesce a sgusciare via Majorano, fallo della difesa speso da De Pasquale se non ho visto male, primo fallo della sua partita, rimessa, anzi liberi perché c'è il bonus speso da un pezzo per il San Salvatore Selargius. Dunque liberi a 2 secondi e 1 decimo dal termine di questo secondo quarto, con coach Pirola che vuole provvedere a un ultimo cambio in questo primo tempo. Sul parquet torna Del Pero con la canota numero 10 e uscirà, qualora dovesse segnare ovviamente, Masha Majorano, pronta in lunetta. 33-27 come detto il punteggio. Prova ad accorciare ancora Costa Masnaga prima dell'intervallo lungo, è arrivato però l'errore dalla lunetta di Masha Majorano, fino a questo momento a segno con 3 punti in questa partita, 0 su 2 dalla lunetta. Bel rimbalzo da parte di Palmas che tiene lì il pallone, voleva anche un fallo che però non è arrivato. Allora riepiloghiamo la situazione, 33-28 più 5 San Salvatore dopo i primi 20 minuti di gioco. Riepilogo statistico per quanto riguarda le singole giocatrici. Ana Ljubenovic 10 punti e 5 rimbalzi nel corso del primo tempo, sono 9 invece per Roberta Di Gregorio, 6 per Michela Laccorte, 2 triple importanti per lei, 5 invece per Manfrè e 4 per Lussu. Questo è il quadro statistico dunque per quanto concerne il San Salvatore Selargius. Dall'altra parte 10 per Caterina Ristic, 4 su 5 da 2 su 2 ai liberi, 5 rimbalzi anche per lei, dunque statistiche identiche per Ljubenovic e Ristic, 2 giocatrici slovene che stanno andando a braccetto praticamente nel corso di questa partita. 6 per Canova, 5 per Del Pero, 3 per
Majorano e 2 per Longoni. Questo dunque è il tabellino di Costa Masnaga dopo i primi 20 minuti di gioco. Le squadre sono già negli spogliatoi, noi ci andiamo a risentire tra 10 minuti dopo la pausa, pronti a raccontarvi il secondo tempo di San Salvatore Selargius Costa Masnaga. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Palaviena di Selargius. San Salvatore e Costa Masnaga sono in campo. San Salvatore che schiera Ada De Pasquale, Anna Lussu, Ana Ljubenovic, Roberta Di Gregorio e Giorgia Manfre. Per Costa Masnaga invece ci sono Longoni, Ristic, Canova, Visconti e Majorano. Questo è il quintetto dunque di coach Gabriele Pirola. Attacca qui il San Salvatore molto bene, ancora sull'asse Ljubenovic, Manfre stavolta a recapitare va la giocatrice in maglia numero 15, il canestro che vale il 35-27 in apertura di terzo quarto per il San Salvatore Selargius. Ora la risposta di Costa Masnaga con Ristic, la palla fuori per Majorano, arresto e tiro da 2 punti a segno per Visconti. Non Majorano, si trattava di Alessandra Visconti, ex di giornata, a segno con il piazzato che permette a Costa Masnaga di rispondere prontamente al canestro realizzato in precedenza da Manfre. Intanto il giro sul perno da parte di Manfre, va a servire stavolta Ljubenovic, il fallo commesso su Ana Ljubenovic da parte di Longoni, rimessa dal fondo per il San Salvatore Selargius. 9-14 al termine del terzo quarto. Giorgia Manfre che riceve le indicazioni dalla panchina del suo tecnico Fabrizio Staico. Tutto pronto per l'esecuzione della rimessa. De Pasquale trova un gran passaggio sotto ancora per Giorgia Manfre, altri 2 punti che permettono al San Salvatore di tornare avanti di 8 lunghezze. Persa però dall'altra parte Longoni, fallo subito speso dalla difesa del San Salvatore e viaggio in lunetta per Longoni che è già pronta nella zona delle operazioni. Longoni, 2 liberi per lei. Intanto Matteo, mi è parso che il San Salvatore abbia approcciato il terzo quarto con lo stesso piano gara tra virgolette del primo, ovvero quello di andare forte ad attaccare con Ljubenovic e Manfre. Proprio così, è questo il piano tattico di Staico almeno in questa fase iniziale del quarto. Intanto sbaglia il secondo libero la giocatrice di Costa Masnaga. Sbaglia anche da sotto Visconti, allora riparte il San Salvatore con Di Gregorio che porta il pallone in zona offensiva, si sbraccia con Manfre e Majorano, stavolta il fallo lo commette Giorgia Manfre. Altro fallo dunque per la giocatrice del San Salvatore ed è il terzo personale della sua partita. Coach Fabrizio Staico guarda verso la sua panchina, potrebbe chiamare in causa presto Eleonora Zizzola probabilmente per dare un po' di riposo a Giorgia Manfre. Intanto attacca Costa Masnaga con Canova in punta, si va da Visconti che attende lo smarcamento di Ristic che riceve, cerca lo spazio per il tiro, è accoppiata con Di Gregorio, arresto e tiro di Ristic che con questo tipo di soluzione offensiva ha tenuto in gara Costa Masnaga per larghi tratti soprattutto nel corso del secondo quarto. Dall'altra parte Di Gregorio, poi per De Pasquale la finta di penetrazione, poi il passaggio sbagliato completamente per Ljubenovic, Majorano intercettato, si va poi da Canova che sbaglia però anche lì la misura del passaggio all'indirizzo stavolta da parte di Visconti che tagliava verso canestro. Fase di confusione della partita. Matteo, attacchi un po' avventati negli ultimi casi. Sì, attacchi avventati e soprattutto passaggi poco ragionati e affrettati che permettono così delle palle perse. Intanto Di Gregorio prezza la tripla. Ancora Roberta Di Gregorio a segno da 3 punti e nuovo più 10 San Salvatore Selargius dopo che Costa Masnaga con tanta fatica, con tante iniziative personali direi da parte di Ristic era riuscita a tornare anche sul -5, -6 nel corso del secondo quarto. Stavolta nuovo tentativo di accelerazione da parte della formazione di casa sopra di 10 lunghezze. Intanto 3 secondi offensivi da parte di Majorano, palla persa da Costa Masnaga, ora nuovamente in difficoltà, si agita in panchina coach Gabriele Pirola mentre il San Salvatore può tornare in attacco per eguagliare quello che era stato il massimo vantaggio nel corso di questa partita, ovvero il +13 a cavallo tra primo e secondo quarto. Il pallone nelle mani di Anna Lussu, riceve il blocco di Manfre che poi va a bloccare nuovamente per Ljubenovic, ancora sportellate per Manfre, arresto e tiro di Ljubenovic, secondo ferro per lei, fischio lontano dalla palla, fallo ancora di Manfre e stavolta è un problema davvero per coach Fabrizio Staico, quarto fallo personale di Manfre, anzi il fallo è stato chiamato a
alla difesa. Coach Fabrizio Staico era stato tratto in inganno esattamente come noi, tant'è che aveva fatto alzare dalla panchina Zizola e aveva già chiesto il cambio. Il fallo invece era della difesa. Sospiro di sollievo per coach Fabrizio Staico, 3 falli ancora per Manfrè e non 4. Attacca il San Salvatore, rimessa ancora dal fondo, stavolta per De Pasquale, il passaggio in angolo per Ljubenovic, ancora secondo ferro per la giocatrice slovena. Allora può partire la transizione di Costa Masnaga che si affida a Canova, a rischio infrazione di passo, si torna da Ristic, ribaltamento per mettere in ritmo Majorano con la tripla, errore, tap out di Manfrè e allora riparte l'azione del San Salvatore, stavolta con Anna Lussu che conduce il pallone in zona offensiva, posizione profonda ancora per Manfrè che stavolta non riceve, va da sola di Gregorio che però sbaglia. Dall'altra parte velocissima Majorano, serve sotto canestro, contropiede, 2 contro 1 Longoni con Canova, l'intercetto però difensivo da parte di De Pasquale, rimessa dal fondo allora per Costa Masnaga, cambio per coach Pirola, esce Visconti e torna sul parquet con la canota numero 24 Francesca Pozzi, rimessa dal fondo per Ristic, attende lo smarcamento di Majorano che ora riceve, le gira attorno Ristic che poi va a prendere il pallone in punta, chiama lo schema a pugno, il pallone ora per Longoni, 1 contro 1 con Lussu, non arriva l'aiuto, allora può andare a recapitare in fondo al canestro la formazione di Costa Masnaga che accorcia dunque sul -8, la finta di Gregorio, il pallone in punta per De Pasquale, poi dentro da Ljubenovic, 1 contro 1 con Canova, solamente primo ferro per Ljubenovic che però è attiva al rimbalzo, recupera il pallone Lussu, il giro sul perno e il fallo commesso da Ristic, fallo di Katarina Ristic sull'iniziativa personale da parte di Anna Lussu che è rimasta a terra, nulla di grave comunque per lei, secondo fallo personale da parte di Katarina Ristic. Forse Staico farebbe bene a sostituire Manfrè in ogni caso, anche in questo caso la difesa si è rivelata un po' troppo morbida per via dei 3 falli, quindi non vedo perché non debba entrare Zizola che ha tolto la giacchetta già da un po' di tempo, però ancora non va sul cubo dei cambi. Intanto attacca De Pasquale, vuole giocarsi magari questa carta più avanti coach Fabrizio Staico, spalle a canestro, c'è Ljubenovic fuori da Lussu, la tripla cortissima però da parte del capitano del San Salvatore che zoppica leggermente, vedremo se sarà lei a uscire. Intanto Ristic si appoggia, tiene bene il contatto e recapita altri 2 punti che permettono allora a Costa Masnaga di tornare sul -6, l'uniparziale di 4-0 per la formazione lombarda che ora difende dall'attacco di Anna Lussu, il pallone per Ljubenovic, c'è Manfrè che si smarca ancora nel pitturato, non riceve, tripla sbagliata da De Pasquale, rimbalzo di Longoni che conduce il pallone dall'altra parte, lo affida poi a Ristic, il passaggio di ritorno con deviazione però da parte di Anna Lussu, pronto il cambio per il San Salvatore, dicevamo condizioni fisiche non perfette per Anna Lussu che esce, lascia spazio al nuovo ingresso in campo da parte di Michela Laccorte, mentre è tutto pronto per la rimessa in gioco da parte di Pozzi, servita in punta Majorano, ora c'è Ristic, va dentro per la ricezione in corsa di Pozzi, fuori da Longoni, attacca ancora il cuore dell'area Longoni, lo scarico dall'altra parte per Canova, ancora un rimbaltamento, l'ennesimo per Pozzi, tiro da 3 punti cortissimo, rimbalzo lungo di Gregorio che poi conduce il contropiede, 3 contro 3, la corte, la finta di tiro, arresto e poi il passaggio, gran palla dentro per Manfrè, attacca in maniera molto lucida stavolta il San Salvatore. Bravissima Michela Laccorte a fintare il tiro e trovare Manfrè sotto, veramente un buon impatto ogni qualvolta viene chiamata dalla panchina della giocatrice maglia numero 10. Fallo intanto della difesa, stavolta potrà rimanere in attacco Costa Masnaga, ennesimo cambio della partita per la squadra lombarda, richiamata Canova, c'è Mistò con la canota numero 12 rimessa dal lato, dicevamo per Costa Masnaga, 4:48 al termine del terzo quarto, 42-34 il punteggio per il San Salvatore. La rimessa eseguita da Majorano in direzione di Longoni che va a giocare spalle a canestro contro Michela Laccorte, vuole sfruttare la differenza di chili con Michela Laccorte, ci riesce Longoni che va a bersaglio con il canestro del -6, Costa Masnaga 42-34, continua questo elastico, San Salvatore ancora in attacco, si smarca e riceve De Pasquale, ancora sotto da Ljubenovic, l'intercetto da parte della difesa, è rimessa ancora dal fondo per la formazione selargina con un altro time out chiamato stavolta da coach Fabrizio Staico e allora ancora un'altra pausa per noi.
4:28 al termine del terzo quarto qui al Palaviena di Selarus, 42-36 per il San Salvatore, con l'arresto e tiro vincente ancora da parte di Roberta Di Gregorio, che permette al San Salvatore di venire fuori da questo momento di piccolissima difficoltà. Attacca ora Costa Masnaga con Ristic, accoppiata con De Pasquale, si va in punta da Pozzi, fa circolare sul perimetro in direzione di Majorano, poi ancora Pozzi, prova a prendere ancora posizione spalle a canestro, Longoni accoppiata con la corte, vuole attaccarla Longoni che però poi perde il pallone, lo recupera Di Gregorio, contropiede 2 contro 2 per Di Gregorio che va fino in fondo a segnare un altro canestro, e allora il San Salvatore prova nuovamente a innestare le marce alte. La gran protagonista in questo momento è Roberta Di Gregorio. Una giocatrice poco appariscente ma veramente utile alla causa San Salvatore, anche in vista delle rotazioni che sono notevolmente allungate. Attacca Ristic contro De Pasquale, la finta e la partenza in palleggio ancora da parte di Longoni, finisce per terra alla corte, non c'è il fallo in attacco, c'è invece il canestro da parte di Longoni che va, Matteo, ad attaccare sistematicamente la corte. Evidentemente coach Pirola ha visto un piccolo vantaggio in questo accoppiamento. Senza dubbio, è già la seconda azione offensiva che vediamo questa situazione, è una situazione proprio preparata ad hoc da Giorgio Pirola. Ora Costa Masnaga in attacco ancora con Ristic a condurre le operazioni, mi sto fuori per il tiro di Majorano da 3 punti, assegno importante per Costa Masnaga che ora torna sul -6, anzi -5, 46-41 il punteggio. San Salvatore Selarus che era tornato sul +10 a un certo punto, sul 46-36, però Costa Masnaga non demorde, manca alla formazione di coach Fabrizio Staico quella cattiveria forse per scappare via una volta per tutte e chiudere questa partita in maniera definitiva. Di Gregorio fuori per la corte, a spazio da 3 importante, sbaglia però la corte, rimbalzo lungo su cui si avventa però Di Gregorio, extra possesso San Salvatore con Ljubenovic che chiude il palleggio, attaccata da Ristic, riesce ad andare sotto da Manfred, errore però di Manfred da sotto che era attorniato da 2 avversari, allora transizione offensiva per Costa Masnaga con Majorano, il tiro in corsa sbagliato anche da parte di Majorano, davvero tanti errori in questa fase della partita. Allora vuole rallentare Di Gregorio, un po' di stanchezza ora da una parte e dall'altra, va a cercare il pallone Longoni e il fallo che arriva in maniera automatica, il più classico dei passaggi a livello come si dice in questi casi. Longoni che esce dopo aver speso tanto e fa posto a Del Pero che torna sul parquet con la canotta numero 10, cambio per coach Fabrizio Staico, esce Manfred, gravata lo ricordiamo di 3 falli, e torna sul parquet Anna Lussu con Staico che allora abbassa il quintetto. Matteo, probabilmente vedremo anche una zona adesso in difesa per coach Fabrizio Staico con questo quintetto molto basso per San Salvatore Selargius. Voleva evidentemente un po' di fosforo davanti con Anna Lussu in regia. Sbagliato il primo libero, assegno il secondo per Roberta Di Gregorio, c'era il bonus speso da Costa Masnaga, dunque si è andati a tirare e può respirare la formazione di casa, ora avanti di 6 lunghezze sul 47-41. L'errore e il rimbalzo da parte di Michela Laccorte, attacca ora Anna Lussu, c'è Di Gregorio che non ci pensa 2 volte, spara la tripla e la manda a segno Roberta Di Gregorio, rush offensivo tutto firmato Roberta Di Gregorio per il San Salvatore che spinge dunque le compagne di nuovo sul +9, 50-41 ora il punteggio, 1:50 al termine del terzo quarto. Qui Lussu va a sporcare il pallone di Del Pero, prova a sfruttare i mismatch soprattutto con le guardie, coach Pirola, ora Del Pero a portare spalle a canestro Anna Lussu, c'è una differenza evidente tra le due in termini di centimetri e chili, ancora Del Pero che va a ricevere questo pallone, ora Majorano fuori all'indirizzo di Misto, attende l'uscita dei blocchi di Ristic che riceve in questo momento, è accoppiata con De Pasquale, prova la penetrazione con la mano sinistra, arretra e prende il tiro da 3 punti, lo manda a segno allo scadere dei 24 secondi, gran giocata da parte di Katarina Ristic qui a tenere in vita ancora Costa Masnaga che è sempre sul -6, 50-44, qui fallo su Anna Lussu, vicina a un gioco da 3 punti, andrà comunque in lunetta il capitano del San Salvatore, ha subito il fallo da parte della difesa, altro cambio per coach Pirola, tornerà sul parquet Canova solamente però dopo il nuovo time out in campo in questo momento. Ancora in diretta dal Palaviena di Selargius, errore col primo libero da parte di Anna Lussu, 50-44 il punteggio che diventa 51-44 in virtù dell'1 su 2 dalla lunetta del
capitano del San Salvatore Selargius, 1:22 al termine del terzo quarto, attacca Mistò contro la Corte che va a cercare il pallone, viene sanzionata con il fallo da parte della coppia arbitrale. Diamo intanto un'occhiata nuovamente alle statistiche, perché c'è Roberta Di Gregorio che è salita notevolmente dal punto di vista statistico. Ora sono 19 i suoi punti personali con 7 rimbalzi, 10 più 7 invece sempre per Ana Ljubenovic, leggermente calata nel corso di questo secondo tempo. Dall'altra parte 15 per Ristic, 10 per Canova, 7 a testa per Longoni e Majorano però gravata di 4 falli ed è uscita dunque per Costa Masnaga. Intanto canestro dalla lunetta per la formazione lombarda, 51-45, meno 6, attacca Ljubenovic forte sotto, però sbaglia il layup che sarebbe stato davvero molto importante per il San Salvatore. L'ultimo tocco è stato di Costa Masnaga secondo gli arbitri, dunque nuova rimessa in attacco per le ragazze di coach Fabrizio Stai, con le proteste veementi da parte di coach Pirola invece per Costa Masnaga, che non si capacita di questa decisione arbitrale. Rimessa dal lato di cui si va a incaricare Michela Laccorte, le viene consegnato in questo momento il pallone da parte del duo arbitrale. Ora Lussu ad attaccare Ristic, si smarca De Pasquale lungo il perimetro, vuole il pallone Ljubenovic, non ne riceve, Del Pero usa troppo le braccia, c'è il fallo che manderà in lunetta. Allora Ada De Pasquale a 1 minuto e 5 secondi dal termine del terzo quarto, sempre più 6 San Salvatore, e questa la situazione. San Salvatore che prova a sfruttare dunque il bonus speso molto presto anche nel corso di questo terzo quarto da parte di Costa Masnaga. Primo libero a segno per Ada De Pasquale, 52-45, Rosicchi altri punti. Ora il San Salvatore che torna sul più 8, 53-45, 1 minuto esatto al termine del terzo quarto, mentre attacca Katarina Ristic, il pallone per Pozzi, il pallone sporcato da parte della difesa. Intanto vi ricordiamo che quest'oggi insomma le linee sono abbastanza sovraccaricate, il segnale 4G di cui ci serviamo per trasmettere in diretta è leggermente in difficoltà, per cui vi ricordiamo che qualora dovessero verificarsi spegnimenti del segnale e della diretta, l'unica cosa da fare è quella di riaggiornare la pagina su directasport.it e su sardegnasport.com per trovare nuovamente la partita in diretta. Seguiamo intanto l'attacco del San Salvatore con Di Gregorio che non trova spazi, 8 secondi per il tiro del San Salvatore, si propone De Pasquale, vuole fare tutto da sola però Di Gregorio, c'era forse il fallo di Del Pero, qui recupera comunque il pallone vagante, va a segno da sotto canestro, realizza dopo un bel po' di tempo Ana Ljubenovic, 55-45, dunque torna sul più 10 in chiusura di terzo quarto il San Salvatore. Canova ad attaccare spalla a canestro contro Lussu che però le leva la sedia, si finisce a terra a lottare sul pallone vagante, e la freccia che premia Costa Masnaga, che dunque potrà rimanere in zona d'attacco con una rimessa dal lato, rimessa di cui andrà a incaricarsi Del Pero, rimessa dal fondo anzi per Costa Masnaga. C'è da asciugare il parquet con Ana Ljubenovic che provvede in prima persona, dicevamo più 10, 55-45. San Salvatore con una nuova accelerazione si è portata davanti in doppia cifra, 55-45, 15 secondi al termine del terzo quarto, 14 invece per l'attacco di Costa Masnaga, dunque c'è una discrepanza di un secondo, trovata però subito molto bene sotto canestro Canova, fallo speso dalla difesa e in particolare da Michela Laccorte, se non ho visto male. No, il fallo è della Ljubenovic, è il suo terzo fallo. Quarto fallo personale di Ana Ljubenovic, è questa la paretta alzata dagli ufficiali di campo. Allora fallo probabilmente da parte di Laccorte. Avevi ragione tu. Non era chiara questa segnalazione arbitrale, intanto 2 su dalla lunetta per Canova, quarto fallo proprio di Laccorte che esce infatti ed entra sul parquet con la canota numero 7 Mura per il San Salvatore Selargius. Ancora difesa allungata intanto per coach Pirola, 11 secondi al termine del terzo quarto. Anna Lussu a condurre le azioni in zona offensiva, cerca lo scarico all'ultimo momento, l'ultimo tocco però è il suo, 5 secondi allora per Costa Masnaga che potrà chiudere in attacco questo terzo quarto, 55-47 il punteggio con Ristic per Del Pero a caccia del buzzer beater, Del Pero che però trova solamente il primo ferro. Allora finisce qui il terzo quarto al Palavienna di Selargius, il punteggio vede avanti il San Salvatore sul più 8, 55-47
il punteggio tra 2 minuti nuovamente in diretta per raccontarvi l'ultimo quarto di questa sfida. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto di gioco al Palaviana di Selargius, 55-47 il punteggio in favore del San Salvatore dopo 30 minuti di gioco. In campo per coach Fabrizio Staico ci sono Ada De Pasquale, Roberta Di Gregorio, Anna Lussu, Giorgia Manfre e Ana Ljubenovic. Per Costa Masnaga invece Majorano, Canova, Visconti, Ristic e Pozzi, e questo il quintetto per coach Pirola. Attacca il San Salvatore, tripla con spazio per De Pasquale, che però è sfortunata, anche in questo caso non riesce a sbloccarsi la giocatrice in maglia numero 5 del San Salvatore. Fino a questo momento ha referto con soli 2 punti. Ristic dentro da Pozzi, spaglia canestro nell'accoppiamento vantaggioso con Lussu, si torna fuori da Canova, tripla con spazio anche per lei, rimbalzo controllato da Manfred, finisce a terra Visconti, anzi Majorano che voleva un fallo. Ricordiamo Majorano in campo con 4 falli per Costa Masnaga. La tripla di Di Gregorio a segno, importantissimo canestro che permette al San Salvatore di tornare sul più 11, 58-47. Di Gregorio spaziale, 22 punti personali in questo momento per lei. Intanto sotto Costa Masnaga da Visconti, poi si torna fuori da Majorano che ha provato a rendere pan per focarsi, è arrivato però l'errore da parte di Mascia Majorano. Allora il San Salvatore per allungare ancora e raggiungere il massimo vantaggio, eguagliare il massimo vantaggio di questa partita. La partenza in palleggio lungo la linea di fondo da parte di Ljubenovic, si torna fuori da De Pasquale, la finta di Di Gregorio, 4 secondi per il tiro di Manfred che attende forse un po' troppo, manda per aria un tiro che non trova nemmeno il ferro. Allora contropiede di Costa Masnaga con Majorano che va fuori ancora da Ristic da 3 punti. Ristic, secondo ferro, il pallone che danza, rimane lì. Canova sbaglia da sotto, si lotta sul pallone vagante, ne viene fuori tanto per cambiare Anna Lussu che porta il pallone in zona offensiva. Ha chiamato lo schema per il San Salvatore, ancora Anna Lussu dal palleggio, fuori per De Pasquale, ancora un tentativo da 3, ancora un errore però per Ada De Pasquale che davvero non riesce a trovare, Matteo, nel corso di questa partita la misura. Peccato comunque perché sta dando comunque una prestazione molto generosa, si sta rendendo protagonista di una partita generosa, come dicevo appunto Ada De Pasquale. Prestazione generosa, ma oggi i tiri non entrano, non riesce proprio a segnare. Ha segnato solo dalla lunetta, 2 su 2 ai liberi nel terzo quarto, per il resto 0 su non ha trovato il canestro dal campo. Costa Masnaga in attacco, il taglio, il servizio poi per Pozzi, accoppiata con Manfred, bel giro sul perno, l'errore però da sotto da parte di Pozzi. Allora può ripartire ancora il San Salvatore, sempre con Anna Lussu, il taglio e poi la penetrazione però in prima persona da parte di Anna Lussu che non trova il ferro. Qui Canova non riesce a ricevere e allora recupera un'altra volta il San Salvatore, ancora con Di Gregorio a rallentare le operazioni, vuole ragionare Di Gregorio che serve poi De Pasquale, il taglio di Manfred non servito, allora si torna in punta da Anna Lussu accoppiata con Majorano, decide di non attaccarla Anna Lussu in un angolo, fermo però il pallone per Manfred che poi sbraccia, usa troppo il braccio esterno, infrazione di doppio palleggio qui per Giorgia Manfred, a mio avviso Matteo graziato dagli arbitri perché aveva spinto nettamente col braccio esterno. Senza dubbio c'era una manata evidente della giocatrice siciliana, graziata appunto dall'arbitro che chiama infrazione di doppio palleggio. 7-11 al termine della partita, vantaggio in doppia cifra per il San Salvatore sul più 11, 58-47, time out in campo. Riprende il gioco al Palaviana di Selargius, più 11 San Salvatore, 7 minuti e 6 secondi al termine della partita. Ristic a condurre l'azione offensiva da parte di Costa Masnaga, Canova spalle a canestro, il ribaltamento per Pozzi da 3 punti è lungo, il lavoro a rimbalzo da parte di Manfred che riesce a toccare il pallone in direzione di Anna Lussu, poi Di Gregorio in un angolo per De Pasquale, spalle a canestro, c'è ancora Manfred accoppiata con Pozzi, bel taglio dentro di Ljubenovic a un passo dal gioco da 3 punti, fallo sanzionato a Francesca Pozzi per Costa Masnaga, se non ho visto male
dovrebbe essere proprio lei l'autrice del fallo. Cambio per coach Pirola, probabilmente uscirà proprio Pozzi perché questo è il quarto fallo personale della sua partita. Esce Pozzi, torna sul parquet Longoni per Costa Masnaga, mentre il San Salvatore è pronto a rimettere in gioco con De Pasquale in un angolo. C'è Manfresi, torna fuori da De Pasquale, poi in punta da Ljubenovic che fa circolare con un brivido per Lussu, poi si sente in fiducia dall'angolo di Gregorio che però stavolta sbaglia. Poteva e forse doveva aspettare un po' di più Roberta Di Gregorio. Fino a questo momento gran protagonista con 22 punti. Fallo in attacco intanto da parte di Visconti che sbraccia troppo secondo gli arbitri nel tentativo di prendere posizione contro Ana Ljubenovic, e quinto fallo da parte di Alessandra Visconti, ex di giornata, sfortunata per la sua prestazione quest'oggi. Fuori dalla partita Visconti. Matteo, vuoi andare a riepilogare quelle che sono le sue statistiche di questa partita? Certamente non un bel ritorno in Sardegna per la Visconti, sono solo 2 punti con 1 su 8 da 2, appunto 5 falli che la tolgono fuori prematuratamente dal match. Tegola per coach Pirola, attacca il San Salvatore allora con Di Gregorio, si deve affrettare però, 5 secondi al termine del cronometro di 24, ci pensa Manfred che però manda sul primo ferro. Allora Ristic prova a regalare ancora speranza a Costa Masnaga, Longoni tiene fermo il pallone, poi il ribaltamento di lato eseguito per Ristic, le contesta la tripla Anna Lussu e la induce all'errore, poi in un modo o nell'altro con caparbietà Ristic riesce a tornare in possesso della sfera. Qui buona la difesa da parte di Gregorio, non è così però secondo gli arbitri. Fallo di Roberta Di Gregorio, scusate, dovrebbe essere il secondo fallo, anzi il terzo della sua partita, e così è secondo fallo di squadra intanto per il San Salvatore. 2 sono i falli di squadra anche per Costa Masnaga. Rimesso in gioco il pallone, Longoni va a spalla canestro da Pozzi, deve allentare un pochino la sua difesa. Manfred, lo ricordiamo, con 3 falli a carico, si lotta a rimbalzo intanto con Ljubenovic che strappa via il pallone, Pozzi finisce addirittura a terra, allora attacca De Pasquale per il San Salvatore, la partenza in palleggio da parte di Lussu che va dentro con coraggio e recapita altri 2 punti, canestro del più 13 San Salvatore, eguagliato dunque il massimo vantaggio nella partita con il canestro in penetrazione da parte di Anna Lussu. Time out in campo, stavolta lo chiama coach Pirola. Si torna a giocare al Palaviana di Selargius, più 13 San Salvatore col punteggio di 60-47, 5-15 al termine della partita. Il San Salvatore a caccia di quella vittoria che manca dal 7 febbraio scorso, quando su questo parquet cadde la Rittmeyer Brugg Marghera col punteggio di 70-62. Errore intanto per Costa Masnaga, la tripla troppo corta, e allora il San Salvatore che prova ad allungare ulteriormente a caccia del nuovo massimo vantaggio nella partita. La formazione di coach Fabrizio Staico che si affida ancora a Di Gregorio. Qui c'era forse un fallo su Ljubenovic che provava a prendere posizione in post contro Canova, la palla quasi persa dal San Salvatore allo scadere dei 24 secondi. Ci ha provato De Pasquale, poi Di Gregorio ancora con voglia a caccia di questo pallone. L'ultimo tocco però è stato di una giocatrice del San Salvatore, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore di Costa Masnaga. 4:40 al termine della partita, sempre più 13 San Salvatore col punteggio di 60-47. Si lamenta in panchina coach Fabrizio Staico che voleva un fallo in precedenza proprio su Ljubenovic, aveva probabilmente ragione in precedenza la giocatrice slovena. Qui si spostano tutti sul corridoio di penetrazione di Majorano, a cui non sembra vero di poter andare con un comodo layup, e infatti sbaglia Majorano. Una conclusione troppo facile, si è forse un po' stupita anche lei, ha sbagliato da sotto, un canestro facile. E intanto in questi ultimi attacchi De Gregorio forse tiene un po' troppo la palla in mano. Qui arriva però un buon attacco da parte del San Salvatore, manca solo la ciliegina sulla torta, ovvero il canestro di Manfred che sbaglia però il layup, e allora tripla sbagliata dall'altra parte anche da Majorano. Lotta a rimbalzo Pozzi, riesce a proporre in direzione di Longoni e poi si va da Ristic, tiro importante anche per lei, ma arriva un altro errore anche per Catarina Ristic. Allora si va da Anna Lussu che attende l'arrivo delle compagne, ora De Pasquale, altra ricezione profonda di Manfred che manda al bar Ristic, però poi sbaglia un altro canestro da sotto la giocatrice siciliana. Sono errori pesanti questi con il San Salvatore che sta cercando di chiudere i conti. Pozzi da 3 punti, stavolta sbaglia anche lei, sfortunatissima Francesca Pozzi con il pallone che stava dando l'impressione di
carambolare dentro il canestro. Annalus dall'altra parte deve uccidere questa partita il San Salvatore se vuole condurre in porto 2 punti. Intanto taglio backdoor di De Pasquale che però non riesce ad arrivare sul pallone. L'ultimo tocco è dell'attacco e quindi rimessa dal fondo per Costa Masnaga con Ristic, chiamato lo schema da parte della giocatrice slovena che si porta in zona offensiva accoppiata come sempre con Ada De Pasquale. Arriva il blocco di Majorano, creato lo spazio per l'arresto e tiro vincente da parte di Katarina Ristic che torna che permette alla Costa Masnaga di tornare sul meno 11, 60 a 49 il punteggio. Intanto raddoppiata in un angolo di Gregorio con qualche difficoltà, riesce comunque a venirne fuori il passaggio in direzione di Annalus. 10 secondi per il tiro del San Salvatore, gran pressione sul palleggio di Annalus. L'ultimo tocco è stato di Longoni che andava a cercare palla. Rimessa dal lato di nuovo per il San Salvatore Selargius, 2:38 al termine della partita, più 11 per la formazione di coach Fabrizio Staico. 6 secondi per il tiro. Ada De Pasquale va a cercare Annalus che però non può ricevere, si va allora da Ljubenovic e poi per Di Gregorio. 4 secondi, arresto e tiro dalla lunghissima distanza per Di Gregorio. Rimbalzo dopo l'errore da parte di Ristic che torna in zona offensiva. Transizione con la tripla a segno da parte di Longoni e Costa Masnaga vuole rimanere in partita fino alla fine. Meno 9, ancora pressione su Annalus, anzi meno 8, 60-52 il punteggio. Lusu ha un passo dalla palla persa, l'ultimo tocco è di Longoni. Allora San Salvatore che potrà rimanere in attacco a 2:14 dal termine di questa partita. Costa Masnaga approfitta dell'incapacità del San Salvatore di chiuderla una volta per tutte. Meno 8, 60-52, 2:14, una vita praticamente ancora da giocare qui al Palaviena di Selargius. Ancora Manfred, il scarico in un angolo per De Pasquale, ancora un errore per De Pasquale che proprio non riesce a sbloccarsi nel corso di questa partita. La spinta secondo gli arbitri è di Ljubenovic qui a rimbalzo. Quarto fallo anche per Ana Ljubenovic che protesta all'indirizzo degli arbitri, restituisce ora il pallone. 2 minuti e 5 al termine, sempre più 8 San Salvatore. La rimessa dal fondo per Costa Masnaga, rimane in campo nonostante i 4 falli. Ana Ljubenovic, ormai ben poco da perdere nel corso di questa partita, infatti sono scattati gli ultimi 2 giri di lancette. Qui Ristic voleva un fallo da parte della difesa, non viene accontentata, guarda con occhi increduli i 2 arbitri. Il San Salvatore che si può riportare allora in attacco con Roberta Di Gregorio. Il giro sul perno in palleggio ancora Di Gregorio, qui Ristic va a cercare il pallone e viene subito pescata con il fallo da parte degli arbitri. Terzo fallo personale di Katarina Ristic e il terzo di squadra per Costa Masnaga. Dunque rimessa dal lato per il San Salvatore con Ada Pasquale come sempre a eseguire la rimessa. 17 secondi per il tiro del San Salvatore, ora con Ana Ljubenovic a servire. Dall'altra parte ancora Roberta Di Gregorio accoppiata con Pozzi, può attaccare dal palleggio. Ora Di Gregorio che ferma il palleggio, serve poi Annalus. C'era forse il fallo da parte della difesa, qui Annalus che poi va a commettere infrazione di doppio palleggio. Le proteste da parte del capitano del San Salvatore Selargius. Fase accesissima della partita, si deciderà in volata dunque questo anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket tra San Salvatore Selargius e Costa Masnaga. 1:26 al termine, attacca Longoni, il passaggio fuori per Pozzi, ha spazio per la tripla Canova. Primo ferro per lei, si lotta a rimbalzo con Majorano che prova a far carambolare sui piedi di Annalus, non riesce però nel suo intento. Il signor Marsico segnala la direzione del San Salvatore Selargius che dunque potrà tornare in attacco. Prima però c'è da eseguire un cambio del pero, pronta a tornare sul parquet per Costa Masnaga. Esce Pozzi e Ada De Pasquale pronta a rimettere in gioco per il San Salvatore. Allunga ancora la difesa coach Pirola. La pressione su Annalus, Longoni va a caccia del pallone, ora arriva il raddoppio di Del Pero e Longoni che strappa via il pallone. La freccia indica la direzione di Costa Masnaga che dunque torna in possesso del pallone. Difficoltà Matteo su questa pressione a tutto campo da parte di Costa Masnaga. San Salvatore lascia un po' troppo sola Annalus, ovviamente va in difficoltà con la grande pressione delle avversarie. Dovrebbero cercare di avvicinarsi magari con qualche blocco per favorire il palleggio della giocatrice in maglia giallonera. Ristic da 3 punti a segno, canestro importantissimo perché Costa Masnaga a 59 secondi dal termine torna a meno 5
la firma è di Katarina Ristic. Time out in campo, ma gli arbitri richiamano le squadre in campo perché probabilmente non è stato concesso il time out. C'è da eseguire un cambio. Tornata sul parquet Michela Laccorte, probabilmente per dare una mano proprio ad Anna Lussu nel tentativo di riportare il pallone in zona offensiva e di vincere la pressa a tutto campo da parte di Costa Masnaga. De Pasquale a rimettere in gioco, meno 5 Costa Masnaga, 60-55 il punteggio. Proprio Laccorte a ricevere in questo momento ora De Pasquale. Subito il raddoppio su De Pasquale, servita Laccorte che poi va erroneamente forse verso la linea laterale, riesce comunque a portarsi in zona d'attacco il San Salvatore e poi arriva finalmente il fallo, forse un po' in ritardo qui gli arbitri. Fallo su Roberta Di Gregorio che dunque potrà andare, anzi no, non c'è ancora il bonus, dunque rimessa dal lato per Michela Laccorte. Quarto fallo di squadra da parte di Costa Masnaga. Dal prossimo fallo si andrà a tirare. Qui riceve in punta Michela Laccorte contro la difesa fortissima da parte di Maiorano, il pallone sporcato dalla difesa, rimessa dal fondo ora per il San Salvatore che ha ancora 6 secondi per andare al tiro. 39 secondi al termine di questa partita, sempre più avvincente. Si andrà dunque a decidere in volata questa sfida. Sotto Ljubenovic va a ricevere, c'era anche qui probabilmente un contatto non forse regolarissimo, si dispera Anna Ljubenovic. Rimessa dal fondo per il San Salvatore, Michela Laccorte a rimettere in gioco, si va a cercare qui fuori Ada De Pasquale che tenta un tiro in corsa e lo manda a segno. Canestro importantissimo per Ada De Pasquale che, Matteo, si è sbloccata proprio nel momento più importante. Canestro provvidenziale. Primo canestro dal campo di lei di un'importanza fondamentale, grande peso specifico, un'invenzione che toglie tante castagne dal fuoco per la sua squadra. Ha avuto tanti tiri aperti, li ha sbagliati tutti Ada De Pasquale. Quello più difficile è con un'avversaria praticamente aggrappata alle braccia, l'ha mandata a segno. E allora più 7 San Salvatore a 32 secondi dal termine, ipoteca la partita la formazione di coach Fabrizio Staico, mentre il collega Gabriele Pirola ha chiamato time out. Secondi ancora da giocare in questa partita. Si va subito con la ricezione di Longoni, fallo di Anna Lussu che non manderà ancora in lunetta. Longoni, fallo, trattenuta, anzi sì, ci sono i due liberi considerati in azione di tiro. Longoni era il quarto fallo di squadra, questo per il San Salvatore. Intanto vi ricordiamo, come già detto in precedenza, che per un attimo nel corso del terzo quarto la nostra diretta si è interrotta a causa del sovraccarico sul 4G di Vodafone. Ci scusiamo, purtroppo è una cosa questa che non dipende dalla nostra volontà. Siamo tornati in diretta qualora dovessero verificarsi altre interruzioni del segnale, di cui al termine della partita bisogna solamente aggiornare la pagina con F5 su directasport.it e su sardegnasport.com. Intanto è arrivato il canestro dalla lunetta da parte di Longoni, 62-56 il time out, 62-56 scusate il punteggio, 30 secondi al termine e time out in campo. Ritorno alla vittoria ormai vicino per il San Salvatore Selargius, che deve stringere i denti per altri 30 secondi. Qui fallo subito speso su Ljubenovic da parte di Canova, fallo che manderà in lunetta la giocatrice slovena a 29 secondi, è trascorso solo un secondo dalla ripresa del gioco. Terzo fallo da parte della giocatrice di Costa Masnaga, terzo fallo personale. Ljubenovic in lunetta, sbaglia però il primo tiro a cronometro fermo la giocatrice slovena, che avrà a disposizione un'altra occasione a cronometro fermo. Ricordiamo che il San Salvatore è avanti di 6 lunghezze, 62-56 il punteggio, 0-2 però per Ljubenovic. Va a toccare a rimbalzo De Pasquale, l'ultimo tocco è proprio il suo secondo gli arbitri, dunque Costa Masnaga potrà tornare in avanti con la possibilità di andare sul -4, addirittura sul -3. Attacca Ristic, vediamo quella che è la sua scelta, cerca un tiro rapido da 3 punti, Ristic che segna di tabella, canestro incredibile da parte di Ristic. E allora difficoltà ora per il San Salvatore, che è avanti di sole 3 lunghezze a 19 secondi dal termine. Fallo su Di Gregorio che andrà in lunetta, ha bisogno come il pane di canestri a cronometro fermo il San Salvatore. Eh sì, questo 0-2 della Ljubenovic è stato molto problematico, un bel problema per San Salvatore. Dall'altra parte Ristic
corona la sua doppia fin qua con il suo 23esimo punto personale, con un'invenzione e anche aiutata un po' dalla fortuna, bisogna dire. Quinto fallo intanto da parte di Majorano, che esce dunque da questa partita, e viaggio in lunetta per Di Gregorio, che trova il canestro col primo libero. 63-59, ha bisogno come l'area di canestri. A cronometro fermo il San Salvatore, un altro libero segno per Roberta Di Gregorio. Allora 64-59 il punteggio, 18 secondi al termine. Fallo commesso da De Pasquale su Del Pero, e questa la scelta arbitrale, e Del Pero va gratis praticamente in lunetta, un regalo che la stessa Costa Masnaga non si aspettava a questo punto. Sì, forse quell'arbitro ha sbagliato la decisione, c'era il blocco Del Pero, De Pasquale non poteva fare altro che sbattere sopra la giocatrice avversaria. Fallo dell'arbitro e 2 tiri liberi per Costa Masnaga. Del Pero in lunetta contro i fischi del Palaviena di Selargius. 17 secondi al termine. Del Pero va a segno con il primo libero, canestro importante che porta Costa Masnaga almeno 4. Allora 64-60 il punteggio, ancora Del Pero in lunetta. I fischi ancora del Palasport Selargino, 2 su 2, allora meno 3 ancora per Costa Masnaga. Lusso in un angolo, ora Di Gregorio, fallo evidente di Ristic che non va per il sottile, dolorante Di Gregorio, che si va poi a spiegare con la collega. Ovviamente viaggio in lunetta per Roberta Di Gregorio, quarto fallo personale di Catarina Ristic, abbastanza stizzita ora in lunetta, è pronta Di Gregorio. 64-61, 14 secondi al termine di questa partita. Di Gregorio sbaglia però il primo libero, errore questo che non ci voleva per il San Salvatore. Ancora una chance per la mano mancina di Roberta Di Gregorio. 0 su 2, va a lottare al rimbalzo De Pasquale, che non riesce però a controllare il pallone. Allora ancora Ristic a tutta velocità, si palleggia quasi su un piede, finisce a terra De Pasquale. La tripla di Longoni cortissima, il tocco da parte di Mistò e poi De Pasquale che torna in possesso del pallone, finisce qui. Il San Salvatore Selargius torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, batte tra le mura amiche Costa Masnaga col punteggio di 64-61, raggiungendola in classifica a quota 18 punti, interrotto il digiuno di vittorie con l'ultimo successo che risaliva lo scorso 7 febbraio proprio in questo palazzetto contro Marghera, successo per 64-61 con Matteo Porcu. Andiamo a dare lettura allora delle statistiche di questa partita. E sono bene 24 alla fine i punti per Roberta Di Gregorio, 3 su 8 da 3, 7 su 8 ai liberi, anzi scusate, 7 su 10 ai liberi, mentre la Ljubenovic ha chiuso, questa è una notizia, non in doppia, 12 punti per lei, solo 8 rimbalzi. Invece tra Costa Masnaga, da segnalare la prestazione della Ristic, 23 punti con 15 rimbalzi, la prestazione di Sara Canova, 12 punti, Michela Longoni 11 punti, invece Alessandra Visconti, che è uscita nel quarto periodo per falli, ha portato giù 13 rimbalzi. L'abbraccio al centro del campo da parte delle giocatrici del San Salvatore. Io intanto ringrazio Matteo Porcu che ha curato assieme a me questa telecronaca. Grazie Roby. E vado in campo allora a raggiungere i protagonisti di questa partita per sentire a caldo le battute da parte dei tecnici. Coach Gabriele Pirola da una parte, coach Fabrizio Staico invece in casa San Salvatore. Vediamo chi dei due ci raggiunge per primo ai nostri microfoni, abbastanza sconsolato coach Gabriele Pirola, che ci può raggiungere per una battuta in diretta. Coach Pirola, una battuta in diretta, ci avviciniamo intanto in favore di telecamera. Dicevamo, è arrivata la sconfitta per voi, sconfitta di misura, ci avete creduto fino alla fine, poi cosa è mancato per ottenere altri 2 punti che per voi sarebbero stati importanti, come avevi detto alla vigilia, per chiudere definitivamente il discorso salvezza? Ma era sicuramente la partita fondamentale, cosa ci è mancato? Non tanto negli ultimi minuti dove vabbè uno fa i conti un po' col tempo e col fiato, è mancato magari in un paio di momenti quando siamo arrivati sotto a -3, -4 nel terzo quarto, la capacità di star lì e di non riperdere il margine, perché poi dopo alla fine
è sempre tutto un po' episodico, è difficile insomma che gli episodi girino tutti a favore. San Salvatore che ha trovato tanto dalle sue lunghe, ma soprattutto direi da Roberta Di Gregorio. È stato appassionante il suo duello tra guardie con Ristis, 2 parole insomma su questa sfida che ha caratterizzato il match. Beh, lei è stata sicuramente molto brava a farsi trovare pronta in un sistema di gioco che sta conoscendo, quindi le faccio i complimenti. E sì, è stato un match appassionante, finito anche con delle scintille, ma insomma nello sport ci sta, è bello anche quello. Ora come prosegue il vostro campionato? L'occhio è sempre rivolto alle posizioni insomma, superiori, oppure guardate maggiormente chi vi insegue? Ma non si guarda in faccia nessuno, stiamo in mezzo al guado, insomma, lì a metà tra play-out e play-off, e quindi non si guarda proprio in faccia nessuno, insomma. Grazie mille a coach Gabriele Pirola, e vado a raggiungere dall'altra parte, se è disponibile, per 2 battute a caldo, coach Fabrizio Staico. Coach, ti posso rubare per 2 battute in diretta? Ci avviciniamo verso il centro del campo. È arrivata la vittoria per 64-61, una vittoria che mancava dal 7 febbraio dopo 3 sconfitte consecutive. Un bel sospiro di sollievo, immagino. Ma senza dubbio, ma soprattutto per le ragazze. Hanno fatto 10 giorni di lavoro splendidi, forse sono stati i 10 migliori dell'anno, cioè 10 giorni migliori dell'anno, senza dubbio. Quindi è giusto aver vinto questa partita. Poi c'era Marico magari, ma questa è mia presunzione, tutto qua, magari di non su un più 15, su un più 13 scusa, magari non aver provato a mettere quel passo in più che magari ci permetteva un po' di avere questa differenza canestri tra noi e loro. Però ripeto, il bilancio è assolutamente positivo, questo qui è solo una piccola parentesi che metto solo io e le ragazze nemmeno lo devono sapere, perché finora è andato tutto bene. L'unica cosa che è mancata, se vogliamo, come dicevi in precedenza, è stato uccidere la partita una volta per tutte, proprio sul più 13, insomma. Sì, forse in gran parte cioè, ci si è rilassati, secondo me, dopo un minuto in cui abbiamo assaporato anticipatamente un po' la vittoria. Quindi forse è stata una malcomunicazione, mi assumo io magari anche le responsabilità di questa cosa qua, magari dovevamo spingere un po' di più sull'acceleratore e far apparire il tutto quasi come una sconfitta e non come una vittoria. Quindi diciamo che dopo un minuto c'è stato un approccio un po' sbagliato nel rientrare in campo. Il ritmo del gioco è stato un ritmo controllato, invece noi i vantaggi li abbiamo avuti quando il ritmo era elevato e non controllato. Anche oggi Di Gregorio fondamentale, 22 punti a referto, bravissima, così come le lunghe, ma direi una nota di merito per tutte le giocatrici. No, assolutamente, tutte le persone che sono entrate in campo hanno dato senz'altro il loro contributo nella maniera più assoluta. Poi Roberta è cresciuta tanto in questi anni, ha vissuto belle esperienze e si è visto il frutto del suo lavoro negli anni. Lei, come sapete già, è un rientro e niente, ne siamo più che felici. Prosegue questo campionato, mi diceva anche coach Pirola, un po' in mezzo al guado, se vogliamo, tra la zona playoff e playout, dove si trovano le motivazioni per guardare avanti, ma allo stesso tempo bisogna anche sempre guardarsi indietro. Insomma, come si affronta una situazione di questo genere? Senza dubbio, si devono vivere le settimane, gli appuntamenti senza fare grandi programmi. La testimonianza te l'ho data anche poco fa, se si programma c'è più sofferenza nell'attendere quell'appuntamento. Se invece si vive settimanalmente l'impegno, come è stato d'altronde in settimana, penso che sia l'approccio più giusto per loro e per le loro caratteristiche, non che sia sbagliato l'altro sistema, ma per le loro caratteristiche. Si va a giocare contro Fassi Albino, Costa Masnaga ha fatto il colpaccio proprio contro il Fassi Albino, un pensierino ci sta sempre. Sì, noi Albino forse è una delle squadre più fisiche del campionato, hanno dei centimetri indescrivibili sia nel reparto esterni e interni. Noi qui abbiamo fatto una partita a 100 all'ora, dobbiamo creare quella condizione dove il ritmo è la carta vincente e stop. Penso che non ci siano altre soluzioni contro squadre fisiche che aspettano. Grazie mille coach Fabrizio Staico, complimenti per la vittoria di oggi. Allora vado a chiudere questa diretta dal Palaviena di Selargius. Ringrazio Alessandro Farris e Andrea Farris che hanno curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. Ringrazio ovviamente
anche Matteo Porcu, che invece ha curato il commento tecnico. Vi ricordo che a un certo punto della gara il segnale di Vodafone, in maniera del tutto indipendente dalla nostra volontà e dalle nostre responsabilità, è andato via a causa di un sovraccarico delle linee. Ce ne scusiamo, ovviamente la partita integrale la potrete ritrovare a brevissimo sui nostri canali, su directasport.it e su sardegnasport.com. Dal Palavienna è tutto, Roberto Rubio vi augura un buon proseguimento di serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport